mio gruppo, le Baghe della Zosagna, e anche questo anno ci ritroviamo su sta piazza, impregnata di storie e di memorie, e oggi splendidamente riscaldata da questo sole. Vi porto i saluti della nostra gente della Zosagna, i putei, i tosati, e tose, e femmine e gli uomini. Siamo gente tanto diversa per mestiere e per vita, per quello che femo e quello che disemo, ma in comune abbiamo una gran passione, andare in giro a portare nostre tradizioni venete. E la storia del nostro gruppo sarebbe lunga da contare, che provo a farla curta. 14 anni fa, due soci, dei compari, con la passione di suonare musica popolare, e si è buttata su una scommessa: riuscire a costruire, come che mi ha anticipato prima il vostro presentatore, a copiare per filo e per segno una cornamusa portata in mano dai suonatori putei del Giorgione su un affresco del Castelfranco Veneto. Mena e rimena sto bacchettin sul tornio, fa un busetto qua e un busetto più in là e butta via tutto e scommissa da nuovo. Prova a suppiare una volta e a suppiare un'altra, non che hai fatta. E così nel 1995, grazie ad Angelo e a Mondo, rinasce a Baga Veneta. Questo è l'unico gruppo a livello nazionale e mondiale che suona questo strumento, la Baga Veneta. Siamo nel posto giusto oggi per promuovere il nostro strumento, una manifestazione sulla cultura veneta. Ecco là, vi voglio presentare, guardi là. Allora, vi presento subito al rueante Raimondo Capellazzo. E qua Baga, Angelo Torresan è il nostro presidente. Più tardi vi presenteremo altri brani su questo palco, ma intanto vogliamo scominciare subito a portare il nostro contributo a questa manifestazione sulla cultura veneta col farvi sentire le nostre cornamuse con una musica allegra, vivace, un rondò. Voi altri però devi promettervi di serrare gli occhi e provare ad ascoltarla col cuore, questa nostra Baga Veneta, e a vi porterà in rio nel tempo sta danza ladina.
Il nostro gruppo, oltre alla tradizione popolare veneta, ha fatto delle ricerche su altri brani anche a livello internazionale o attinti e adattati a cornamusa dal nostro maestro Angelo Torresan, dalla nostra musica classica o musica lirica. Adesso, a proposito di internazionale, il maestro Torresan vi propone un brano tratto dal repertorio scozzese, I fiori di Scozia.